Forte Pozzacchio è l'ultima delle fortezze austro-ungariche realizzate tra 800 e inizio Novecento sul confine del Trentino con il Regno d'Italia. Interamente scavata nella roccia, rappresentava la più moderna macchina da guerra della monarchia danobiana. I lavori di costruzione del forte iniziarono nel 1913 e proseguirono fino allo scoppio della guerra con l'Italia, ma l'opera non fu mai completata. Da qui è possibile vedere il territorio lungo il quale correvano le linee dei due eserciti tra il 1916 e il 1918. Il Pasubio, la Vallarsa e lo Zugna. Abbandonato dall'esercito austro-ungarico, il 3 giugno 1915 venne occupato dai soldati italiani. Con l'offensiva del maggio 1916, il forte ritornò in mano austriaca e vi rimase fino alla conclusione del conflitto.